Ciao ragazzi, ormai ci abbiamo preso gusto, queste dirette. Quest'oggi poi tante belle sorprese, quindi restate collegati fino alla fine. Tanto non avete niente di meglio da fare perché siete a casa. Beh, forse qualcosa di meglio da fare ce l'avete, però va bene, state a casa. E niente, direi di partire così, suonando con un pezzo classico dei Ignoranti, Al Marietto. Al Marietto il feva e prut in mezzo alla gente, anda in giro in fila indiana, wait che va destra attento, un bel dinamo la buna, la fai tremare fino a una ca, ma in paese la conosceva, l'el Marietto la scusa, quando mangiava pasta e fasè, pareva da sta in guerra, che eran certi canona, chi te feva un burla intera, fino al sindica gladit, uè Marietto sa te fe, signor sindical ma scusa, quando lo incana o mio le, o mio le, o mio le, e quando lo incana o mio le, e quando in cana o mio le, al tutur la visita, al ga di guai a fa scapì, fatto sta caccia via e che tu canta partì, adesso all'on fa silenzioso, in un sit come da gente, al disturba più nessuno, però in paese l'andai via al vento, ma una sera i tudesc, vieni giù alla colina, con la faccia grande e rude, ed in mano una carabina, al Marietto l'era in letto, ma pareva una mitraglia, il nemico tutto stremila, rinuncia alla battaglia, o mio le, e quando lo incana, o mio le, o mio le, e quando lo incana, o mio le, e l'esta in sì che il buon Marietto le diventa importante, l'ha salvato tutto il paese con la buletta intimidante, che stai chi la fai di quadra, chi l'ha scritto di canzone, ma per lui le tanti stessi, così il palpuso indica il sole. Buffa buffa il buon Marietto, buffa buffa all'incontrario, quando il vegna il temporale, le par che il fai straordinario, l'enda in dre al suo paese, a fa di odore, fa estremisi, ma la gente lavora più, che il suo più metà giudizi, o mio le, e quando lo incana, o mio le, o mio le, e quando lo incana, o mio le. Eila! E allora, come stiamo? Come la va? Tutto bene ragazzi? State bene? Ci auguriamo di sì, naturalmente. E niente, siamo qua anche oggi per tenervi un po' compagnia con la nostra musica, con qualche stupidata, con qualche ospite. Adesso io chiamerei subito pronti via un altro ignorante, così almeno siamo qui a raccontarcela un po' su. Vediamo se c'è il buon Gianca o si è perso nei meandri dell'internet. Vediamo un po'. Buon Gianca. Non ci sta. Vabbè, intanto salutiamo. Aspettiamo un look. Cioè, la quarantena non ti fa tanto bene, cioè ti è cresciuto tutto. Sì, sì, però finito la barba, così, sai che io non mi sono mai fatto crescere la barba, perché io ce l'ho bianca. Ah, ecco perché, non avevo mai... Bene, bene, sono contento. Ma Adesso, e come mai il cappuccio anche? Cos'è successo? vabbè, scusami, tutti, adesso sento che tutti hanno il pigiama H24 Eh, e io sono il saio.
Tu già il saio H24. Vabbè, è comodo. È comodo. Sì, io No? dalla mattina alla sera, chi fa yoga, io invece faccio delle pratiche un po' diverse. Che bello. Va bene, voi Guarda, come state? Tutto a posto? Eh? è la prima cosa che ho trovato nell'armadio. No, no, sì, ok, no, ma dico come state? State tutti bene? State tutto Sì, a sì, tutto posto? bene, tutto bene, sì, sì. Bravi, bravi. Cosa dici? Facciamo la volta scorsa abbiamo fatto una canzone insieme, abbiamo fatto questo esperimento di fare musica a distanza. Sì, Secondo te possiamo ripetere? Ce la facciamo? assolutamente, assolutamente. Solo che oggi mi sembra che c'è un po' di buio. C'è buio? Sì, c'è un po' di buio, ci sarebbe qualcosa che porta un po' di luce. Una canzone che porta luce, una canzone che porta luce. Ce l'ho, Dai, ce l'ho. dai, Santa Lucia. bella, mi sembra una buona idea. Guarda caso io qua ho anche qualcosina che ci sta bene, eh? Speriamo che ci stia bene. Aspetta Eh, che mi devo mettere d'accordo con la chitarra, perché sento la canzone prima non era tanto d'accordo. Questo è il bello della diretta Instagram. guarda caso. Va bene, Ah, va bene, allora facciamo Santa Lucia. Ma che bello che sei, tutto lungo. Scarnebia, Scarnebia, nel 3 de dicembre la vegna, la borla giù si cansa la campagna, campagna, sa sta pisa stai a tu tenere. Santa Lucia, le provi dal vivo se che sia, che la paura, la tancura dre, quando che scusa il tempo ripensi, quanta travai. Scarnebia, Scarnebia, ma mali osta caltenti cal cambia, al cambia, sendregni rusen tamme una tenaia, oiaia, la stria rugai ripresi dal buio. Santa Lucia, le provi dal dito se che sia, che la paura, la tacura dre, quando gli scusa il tempo ripensi, quanta travai. Scarnebia, Scarnebia, e fatto una lanterna alle famiglia, famiglia. La scalda la luci se la consiglia, consiglia, e ranchi la paura col sbilò. Santa Lucia, le provi dal dito se che sia, che questa vita la mare regala, un'altra occasione per restare senza fiato, quanta travai, quanta travai. Belle le bolas! un po' di luce quando c'è buio va sempre bene. Cosa dici? Ma sempre bene, sempre bello. Aspetta. Bello, bello, bello. Stavo, Va bene, è stato un mentre piacere. suonavo ti vedevo, no? Così ho detto, chissà se fa la ruota, chissà se fa la ruota. L'hai fatta?
Sì, sì, l'hai fatta, l'hai fatta. Ok. Ricercatissima ai nostri concerti, la ruota con le bolas. Bravo, bravo Gian, guarda che arrivano anche dei commenti tattici. Grande il nostro Tia, grande il nostro Tia. Ma perché probabilmente cioè, ti hanno confuso con l'abbigliamento, sai, quelle cose lì che... Mitici ragazzi, grazie, grazie mille, grazie, ciao. L'altro scorso non ti abbiamo salutato, ciao, ti salutiamo adesso. Ciao. Bene, Ecco, bene. Dai, allora niente, passa una buona settimana. Domani lavori? un salutone a tutti. Domani lavori o sei a casa? Domani non lo so ancora. Va bene così. Dai, buona settimana, saluta la famiglia e vai Gianca, come scrivono adesso. Vai Gianca! Ciao, grazie. Ciao, ciao a Ciao, tutti. ciao, 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 ciao. Ciao. E sono strane, sti live a distanza sono strani, sono strani. Ma insomma, grazie, siete tanti che ci scrivete, ciao ciao ciao. Direi di sentire anche Tia, perché adesso stai facendo il giro dell'altra volta al contrario, no? Poi arriveranno anche delle belle sorprese, ma non vi anticipo niente. Quindi sentiamo il buon Tia, soprattutto perché Tia è diventato l'influencer ufficiale dei Newrant. Cioè, voi non lo sapete, ma l'altra volta ha detto, sì, mi sono messo a cucinare, ho fatto questo qua, ho fatto quello là, ho fatto quello lì, ho fatto quello là. E questa settimana ho visto solo robe da mangiare su Facebook. Cioè tutti che fanno il pane, che fanno la pizza, che fanno la... Quindi ha dettato una moda. Ha dettato una moda. Chissà se stavolta ci darà una dritta per come affrontare la prossima settimana. Adesso eccolo qua, lo vedo collegato. Vediamo, vediamo un po'. Vediamo un po'. Tac. Vediamo se ci darà una dritta per affrontare al meglio la prossima settimana di quarantena. Tia! Se ci sei, batti un colpo. Cosa sta facendo? Tia! Cosa stai tre fa? E sai, dopo aver cucinato, aver mangiato, bisogna fare un po' Mi ha di... smettito. Ah, ok, allora la settimana scorsa hai cucinato e stavolta smaltisci. Vabbè, ok, ho capito. Cioè, si prende una rotonda, insomma, altrimenti bisogna No, cercare... certo, no, no, certo, che Dai, poi magari... Esatto, ma perché c'è l'accappatoio? e perché mi stavo rilassando, adesso è arrivato il momento di fare gli esercizi. Fa niente se li faccio intanto che parlo con te, eh? No, no, figurati, figurati. È la Madonna. Ciula Eh, di... Beh, prendi cappellina. tanto chiedi che io sono qua. No, no, io qua osservo. Cos'è? Ma perché? Beh, è anche vero che uno deve un po' reinventarsi, cioè, io ho capito, però... Non sembra, ma qua dentro ci sono i pesi, cioè. Ok, ho capito, ho capito, ho capito. Figlio, se non avete degli attrezzi a casa, ci sono sempre delle fantastiche bottigliette d'acqua, no? Sì? No? Che se vi fa male le braccia, dopo un po' le svuotate diventano più leggere, ovviamente. Dopo un po'... Poi puoi aumentare, puoi fare la bottiglietta da mezzo litro, 1,5 litri, 2 litri. Sto facendo con quelle piccole, se no ci sono anche quelle da 1 litro, 1 litro e mezzo, cioè. Infatti. Alla fine della quarantena tireremo sulle casse da 12 praticamente. Esatto, esatto. Quindi, insomma, Che muscoli scrivono? Uella! Ciao Paola, intanto vedo gente che scrive. Beh, sei molto bello, cioè fai un po' paura, ma sei molto bello. Cos'è quello lì? Cos'è? bene, Ok. bastone squat, il bastone della menona, sono due alla destra. Ah, boh, ok, vegna buona adesso, perfetto. Computer adesso. Ecco, E comunque, benissimo. Io ti sento un po' a scatti. io invece ti vedo e ti sento bene. Adesso mi Grazie, senti? grazie.
Sì, sì, no, io ti sento bene e ti vedo in forma, solo che ogni tanto vai, scatti un po' e così. E quindi è così che tu prepari praticamente le coreografie delle nostre canzoni? Ciao, Alcune Moni. cose, sono alcune cose, sai, che io il più delle volte tendo a usare, diciamo, materiali di recupero, no? Quindi, quello- nel senso, poi dopo, vabbè, per fare cose più sofisticate si può anche comprare, però, diciamo, l'origine, no, l'origine dei miei costumi parte un po' da robe di recupero, Questo che magari. in ca praticamente. Mi viene in mente quando facevamo il sindaco in una canzone che ho distrutto 3 magliette che dovevo buttare, ne ho fatto una fascia tricolore da mettere Io addosso. adesso che mi dici sta cosa del sindaco, mi è venuto in mente uno dei primi concerti che abbiamo fatto, forse era Cascine, Cascine Calderari, che per chi non lo sa è una frazione qua vicino di Certosa, poche anime. C'era questa, come dire, rappresentazione teatrale di una compagnia teatrale qua del posto e noi avevamo una comparsata di tipo un quarto d'ora, ma eravamo proprio agli inizi, quindi avevamo anche pochi pezzi. E abbiamo fatto O mio Olè, quella che abbiamo suonato adesso all'inizio, casualmente. E mi ricordo che O mio Olè adesso sei tu che fai la vecchina, cioè la Esatto. bambina, no? Però quella volta lì ci aveva dato una mano Paolo, che era forse l'unico concerto che aveva fatto Paolo in quegli anni lì, ed eravamo andati in giro nel pomeriggio a trovare il riso, perché avevamo fatto la cesta con tutti i prodotti agroalimentari. Vabbè, magari non frega niente a nessuno, però mi è venuta in mente sta cosa. A fare il discorso vestito da sindaco, il discorso quello, l'estensiva al buon Marietto, no? Quello Sì, che sì, hai sì, fatto. sì, sì. Vabbè, allora ascolta, facciamo una bella roba, visto che adesso abbiamo sollevato i ricordi. Se facessimo una canzone come con Gianca, a distanza, dove tu nel frattempo ti alleni, Vai, sono d'accordo. va bene. Vai, vai. Vediamo se è d'accordo anche la chitarra, perché ho cambiato le corde e non collabora. Va bene. Se me la ricordo, dai. Eh? Vediamo se me la ricordo questa canzone. Vediamo. Questa è una storia pure senza curuna, di una barba bianca, la barbaia da brina, ai tempani cultura, un bagno della risaia, e spara il son mantel, che il barba è da nebbia. C'è anche un forestier, c'è anche un negromante, e il parking va in giro senza le mutante, però poi sa bastone, a riga pulenta, e piove viene al su, e mai che s'alumenta. Re... No, Grande, Salgava, scusa, mi hai emozionato. Salgava renda il suo maslota, re velota, un po' da melga, un po' trisota, re velota, al suo castello più d'andata, re velota, dal padre mai al pacasotta, re velota. Oh, 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 Calma cambiare i colori della campagna, le lucche decida al tempo la vendemmia, se l'aria è leggera al pave di montagna e il metà la fuschia parte scusi magari. Senza pagare di troll o di draghi sul Qatar, al meta su un po' d'autan, mi spago di zanzar, e se una stria rabbiosa la ver scaccia il culo, il ciapo un po' d'asfalto e il pacco per un più. Rebe...
Dal Gavaretta sopra slota, re veloce, un po' da mega, un po' di sota, re veloce, al suo castello che d'andata, re veloce, al tuo trovai al pagaso, del re veloce. Dal Gavaretta sopra slota, re veloce, un po' da melga, un po' di risotto, re veloce, un po' castello ti dà nota, re veloce, dal po' travai al po' casotto, re veloce. Grande, bravo Tia! Te la sei ricordata? Volevo dire due cose. Una Vai. che è bello rivedersi perché farlo nel video perché vedo se sbaglio e non ho sbagliato. E soprattutto volevo dire che sono contento di aver fatto questa canzone perché uno dei miei colleghi mi ha detto che questa canzone fa bene all'amore. Lui sa. Cioè, no, ma aspetta, questo è da chiarire. Ma fa bene all'amore o fa bene per fare all'amore? Lascio il beneficio del dubbio. Va bene, ok. Vabbè, è giusto così. Nel dubbio va bene per tutte e due, insomma. Tanto saluto Marco e Arianna io. Va bene. Ci tenevo. Io saluto Gianca che ci sta seguendo adesso, lo vedo lì. Ciao Gianca. E no, Tia, guarda, io quasi quasi ti saluterei mentre tu continui a fare la tua ginnastica, perché per questa diretta abbiamo pensato di coinvolgere anche un ospite, cioè un non Newrant, un nostro amico che però non è un Newrant, per fare 4 chiacchiere con lui. Quindi se sei d'accordo ti saluterei e mi metterei in contatto con lui. Ciao a tutti. Ciao Tia, stammi bene, buona continuazione, buona settimana di quarantena. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, grazie Tia, ciao, 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 ciao. Allora, io adesso mi metterei in contatto con questo nostro ospite che si chiama Claudio, è un volontario AGAL. E voi sapete, insomma, nel corso degli ultimi anni abbiamo spesso collaborato, insomma, con questa associazione, e la situazione sicuramente non è facile per tutti, quindi non sarà facile neanche per loro con la loro attività di volontariato e quant'altro, per cui abbiamo pensato di fare 4 chiacchiere così per farci raccontare un po' come va, com'è la situazione in questo periodo. Ecco, vediamo se riesco a mettermi in contatto con lui. Vediamo un po'. Eccolo, ciao Claudio. Ciao ciao. Come stai? Agal. Eccolo, ma che bello, sponsorizzato. Sponsorizzato Agal. Ciao a tutti, sono un Newrant di adozione, spero. Sì, no, ok, assolutamente. Ormai ci conosciamo, vi seguo sempre, sono Che bello. vostro Poi fan. in questo periodo cioè, sei famosissimo, ho visto articoli sul Corriere, sei andato dalla Cuccarini, cioè, adesso in Newrant fra un po' c'è la presidenza del Consiglio. No, pensavo di fermarmi al VIP, Grande Fratello VIP, così faccio. Ok, giusto. Niente, allora tutto bene, voi in famiglia, tutto a posto? Tutto a posto. Siamo impegnati su più fronti noi, abbiamo anche protezione civile, abbiamo un po' di tutto. Grandi, non vi fate mancare niente. Tanti stanno in casa, noi siamo sempre in giro. Beh, sempre in giro per qualcosa di utile, quindi va bene. Allora, facciamo così, presentati un attimo, giusto per diciamo, presentarti a chi non ti conosce, ecco. Io faccio il volontario Agal, vabbè, lo conoscete, l'hai già presentato tu Agal. Sì, beh, noi è da un po' che... Vabbè, fai tu.
Io faccio yoga da poco più di 2 anni, sono impegnato nei trasporti. Trasportiamo i bambini da Casa Mirabello, dalle altre strutture di Pavia e da Piazza De Giorgi dagli hospital del Policlinico, Mhm, della oncoematologia pediatrica del Policlinico. E mhm. anche in questi giorni stiamo facendo i nostri servizi perché chiaramente, nonostante tutto il casino che c'è nell'ospedale con questo coronavirus, i bambini hanno comunque bisogno di fare le loro terapie. Certo, certo. Per cui tutti i giorni siamo impegnati noi volontari, adesso siamo impegnati più che altro noi autisti, perché tutti gli altri servizi, anche in reparto, sono stati bloccati. Ah, Abbiamo l'obbligo perché ovviamente non potete avere contatto con... tassativo di avere contatto indispensabile con i bambini e le mamme e assolutamente out accessi al reparto. Anzi, quando arriviamo al policlinico ci proviamo pure la febbre, sono sotto controllo tutti i giorni. Ma tipo, anche per fare il trasporto, cioè il trasporto immagino che avrete, vabbè, il furgone o quello che è, però dovrete stare comunque a distanza, Sì, mascherine, cose. mascherine e guanti sono obbligatori, sia per noi che per le mamme e i bambini, questo è il minimo. Mhm. Poi vabbè, con il furgone, diciamo, il metro ci sta perché noi abbiamo la nostra postazione di guida, poi c'è un metro, ci sta tutto. O li Sì, mettiamo in sì. fondo al furgone per essere ancora più sicuri. Cerchiamo in Però modo che tipo, anche a Casa Mirabelli, voi ci siete stati, sapete com'è organizzata? Eh, infatti ti stavo proprio per dire sta cosa. Noi siamo stati lì a Casa Mirabello, mi sembra a febbraio, no? Ci avete fatto fare una bella visita di tutta la giro, struttura, tra giro, l'altro giro, tanta roba per chi non lo sa, ecco. No, niente, quello che si avverte quando si va a vedere una struttura di questo tipo, cioè è proprio il senso di familiarità che c'è sia tra le varie famiglie che ci sono lì, sia tra voi volontari e i bambini e quant'altro. Quindi la domanda che mi sorge spontanea è: il bambino che fino a ieri cioè, giocava, rideva, scherzava con voi, adesso cioè, percepisce questo distacco? Cioè, come fate a... E guarda, i bambini comunque quando arriviamo ci vengono incontro, noi entriamo il meno possibile nella struttura, cioè Mhm. le porte vengono tenute chiuse, noi andiamo nell'ufficio, l'unico contatto che abbiamo è con le segreterie. I Sì, bambini sì. ci cercano sempre, perché quando arriviamo cioè, vorrebbero giocare anche con noi, no? Sai come sono. I più grandi vorrebbero fare la partitella a biliardino piuttosto che fare altri giochi, però in questo momento abbiamo l'ordine tassativo di evitare i contatti al massimo. Cioè, non dobbiamo evitarlo, perché se dovesse entrare il virus a casa Mirabello sarebbe un disastro, sono tutti immunodepressi. Sì, esatto. E noi ci siamo adeguati, abbiamo ridotto al minimo il numero degli autisti. Tutti gli accompagnatori sono stati invitati a stare a casa perché meno gente c'è in giro e meno gente a contatto, e meglio è. Per cui Sì. abbiamo avuto queste indicazioni, cioè siamo rimasti un gruppettino di autisti, ce la gestiamo noi in questo periodo. Speriamo che passi presto, perché Sì, no, infatti, speriamo che passi presto, perché sì, anche per voi, cioè, per fare il vostro lavoro lì è molto più complicato in questo sì, modo. sai, vai lì, fai il tuo trasporto, poi ti prendi, te ne vai. Prima ci si fermava un attimino lì, anche magari con le mamme, due parole, bevi un caffè, sai, c'era anche il rapporto, come dicevi tu, è una famiglia allargata la nostra ormai, no? Sì, È una infatti. Aspetta, si è bloccato. Ah no, ok. scaricando Ti il eri cellulare. bloccato. No, si stava scaricando il cellulare. Ah, ok, ok. No, stavo dicendo, sai, la nostra è una famiglia ormai allargata, ma quando andavamo lì, magari sai, il caffè con le mamme, due parole, due battute, anche per scambiarsi due risate, per Sì, ma alleggerire un pochino quello... anche il clima che a volte è pesante, no? Per cui, sai, la battuta ci sta, e adesso è tutto tagliato, tutto fermo, però noi andiamo avanti per la nostra strada. Dai, arriveranno sicuramente tempi migliori, ecco, Eh, cosa dici? purtroppo, lo spero vivamente, perché veramente non si vede la luce in fondo al tunnel, però non Vabbè, so cosa pensare di questa situazione.
pian pianino, pian pianino. Una situazione strana, sai, assurda. No? Non Sì, vedere sì, sì, è veramente assurda, è veramente assurda. tutti chiusi in casa, continuiamo a mangiare. Stavo pensando di assumere Tia come personal trainer per perdere un po' di chili, ma Siamo a posto. Siamo a posto. Settimana scorsa faceva dava i consigli di cucina. Questa settimana per dimagrire. Adesso vedremo la prossima che cosa darà. mi registro i suoi esercizi e comincerò a farli anch'io. È giusto, giusto. Ascolta, non so se questa domanda, cioè, però cosa possiamo fare noi, cioè gente comune, gente al di fuori di Agal, per darvi una mano in questo periodo? C'è qualcosa che possiamo fare? Guarda, una cosa questa cosa sta danneggiando sotto tutti i punti di vista, anche quello economico, adesso parlando terra a terra. Certo. Perché avevamo in ballo un sacco di iniziative, sai, Aga si autofinanzia con donazioni e spettacoli, come i vostri aiuti che ci date tutti gli anni. Avevamo dei concerti già pronti, già venduti, sold out, e è saltato tutto. Sì. È stato restituito tutto l'incasso, altre iniziative non sono neanche partite. E purtroppo adesso è tutto concentrato sul coronavirus e ad Aga le donazioni ne arrivano da un po', per cui non saprei neanche cosa dire. Beh, noi lasceremo adesso, non è che io me ne intenda troppo di sto Instagram, però come sai c'è Paolo che gestisce il tutto, vedremo di lasciare magari qualche c'è tanti riferimenti, poi li abbiamo per eventuali donazioni. Sappiamo che il nostro pubblico è generoso, quindi vediamo di divulgarlo al massimo, i riferimenti li avete, basta indicare il nostro sito www.associazioneagal.org e lì ci sono tutti i riferimenti per chi vuole dare una donazione. Anche perché la situazione si fa critica, sai, non avendo introiti. No, è duro. Un discorso forse banale, però è così, cioè la realtà è questa. Certo. Venendo a mancare le fonti di sostentamento, c'è il rischio che Aga faccia fatica ad andare avanti e non vorremmo arrivare al punto di dover chiudere qualche nostro. Sai, adesso abbiamo tutti gli alloggi in giro per la città, abbiamo Pietro De Giorgi, Mirabello, ci siamo allargati un po' e adesso ci troviamo in questa situazione. Infatti. Vediamo un po'. Dai, tenete duro. Certo, non mollate. Noi non molliamo di sicuro, siamo sempre qua. La banda Bassotti è sempre pronta. Bene. Poi il Walter e il Mario, saluto tutti, io, Walter, Mario, Paolo, Egidio, Claudio, e siamo la banda Bassotti. Va bene, ce lo segnava, banda Bassotti. Va bene. Grazie ancora ragazzi per tutto quello grazie che fate. Grazie a voi per quello che fate, grazie a te per questo bel collegamento, ci sentiamo presto. Tra le tante iniziative di cui dicevi c'era anche ci sarebbe anche un nostro concerto che al momento è lì in stand-by, però ci rifaremo sicuramente, dai. Quando finisce tutto partiamo a razzo, dai, facciamo. A bomba. Grazie Claudio. Grazie ancora, grazie a voi. Grazie mille. Ciao. Eccoci. Eccolo là. Insomma, sono situazioni un po' particolari. Noi abbiamo voluto dare spazio ad Agal in questa nostra diretta, così abbiamo detto ci facciamo divertire, ci facciamo due risate, invece insomma abbiamo parlato anche di cose un po' più serie perché ci sta. A parte che noi comunque già da molto tempo cerchiamo di sostenere questa associazione che ci piace tantissimo. Però insomma il momento è un momento di difficoltà per tutti, per cui cerchiamo di darci una mano a vicenda, cerchiamo di sostenere anche questa bella realtà. E così io chiamerei Paolo a questo punto, basta. Non voglio fare la diretta da solo oggi, chiamo tutte le persone del mondo. Chiamiamo Paolo, basta. Chiamiamo Paolo, andiamo a Londra, vediamo cosa succede a Londra, così siamo anche un po' international. Paolo?
Paolo! Stai bene? Ciao amici, Ciao, ciao. Come stai? bene, ho la mutanda in testa, come piace ai miei fan. Ciao fan, vorrei salutare Cherry Davis che si è appena unito, vorrei salutare Paola Francia, Fanny Wonderland che è diventata la nostra top fan su Facebook. Sto facendo dei grandi like, saluto Claudia Concas, ciao Paul, grazie. E saluto tutti quelli che mi conoscono. Che bello. E qua a Londra praticamente nessuno. Vabbè. L'altro giorno abbiamo visto una tua diretta in giro per la città deserta, cioè Sì, no, delle tue era foto. sì, una storia normale, sì, sì, sì. Era perché io ho la fortuna, anche se parlo male dei miei vicini, giustamente, che di vivere. Noi dobbiamo parlare male di quel vicino lì che ti abita. Cioè, non è possibile che gli dobbiamo parlare male sempre. Diciamo che io sono molto sfortunato con i vicini. Poi, poi nel senso, scusami, mi sono perso. No, nel senso, abito molto vicino a Tower Bridge, no? Sai, il ponte quello famoso, no? Quello Il che ponte chiamano grosso. London Bridge, ma è Tower Bridge. E quindi io posso fare il mio giretto, perché qua teoricamente puoi fare, adesso da settimana scorsa la situazione si è ancora più stretta, ovviamente si può uscire una volta al giorno, ovviamente nessuno controlla che tu esca una volta o due, però teoricamente una volta al giorno per fare la spesa e per fare un po' di sport. Ciao Stefania, e per fare dello sport. E non è che faccio lo sport, questo weekend ho fatto un paio di passeggiate appunto a Tower Bridge e è la situazione spettrale, sì sì, appunto sembra una città deserta, sembra veramente, chi ha visto 28 giorni dopo il film horror, che vi consiglio perché è anche carino, è uguale a quel film lì, quando il protagonista si sveglia e si trova in quella situazione lì in cui non c'è nessuno per tutte le strade. È proprio spettrale. Il ponte di Spider-Man. Sì, bravo, il ponte di Spider-Man. Il ponte, abito vicino al ponte che ha visto la scena, battaglia finale di Spider-Man Far From Home. Ah, Che che vi bello. consiglio se non l'avete visto, che è molto divertente. Bene, bene, sono contento. Buone, ma... Hai visto i No, consigli di Tito per tenersi in forma, così non devi neanche uscire, lui fa tutto da casa, così il non problema devi... è che se faccio le cose che fatia, vibra tutta la stanza, poi il vicino sotto mi rompe le balle. Ah, ok, ok, ok. No, dicevi, buone? No, dicevo, buone, lì in famiglia tutto bene? In famiglia benissimo. Io e te ci mettiamo sempre gli assist sulle canzoni. Esatto. Guarda, ti dirò, in famiglia tutto bene, ma nel corso di questi anni ormai la famiglia è cambiata. Non c'è più la famiglia di una volta. Non c'è Perché più la adesso, famiglia della volta. no, lo sai, adesso c'è la famiglia... Aspetta, la famiglia tipo, la famiglia multietnica. No, no, la famiglia più... Aspetta, la famiglia acquisita. No, 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 è proprio una questione di dimensioni, La cioè famiglia, aspetta, la famiglia Slarga. Bello, facciamoci una canzone. Facciamoci una canzone, aspetta. Oddio, no, non uno ero, spoiler. non ero preparato. Spoiler, spoiler. Vai, Che suona bello. la tua canzone. Oggi ho dei suona la problemi tua. con l'accordo della chitarra. Io ho dei problemi con questo. Dimmi quando ci sei, che io posso tirare lungo quanto voglio. Ci sono, vai. Vado. Da qua me mamma la cambiamo Murus.
La cala è piena d'un montone da parla fus. Sono figlio unico, però ho tre fratelli. Una sorella c'è pure, ci vuole i mesi per. Quando il papà le scappa con la cubana, me ne non ma guarda il segreto in sto umana. La so badante, scusa me cugna, con la cittadina sarà che più da 3.000. Pare in pieni la stanza, ha avuto un fiore di stanza, anche se a me ne Buda che cresce una bella panza. Alle 9 mesi funziona, anche perché al momento sa nocchi del papà. Oh mamma sapo da mangia, domenica che tutta la famiglia slarga, finisce di cadere che incomincia la festa, oh ma quanta bella gente pure sta, oh, 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 oh. Da quando io l'emigra in Argentina, è sempre chi clama il mostuzzo del me cucina, che la sta insieme a tutta tua, al paro un giocoliere, malga il dubbio della sua età, me non un bottiglione, Albert cambia cognome, ma quella del cicchet per lui è proprio una passione, e perché anche una sia la lontana, che la conoscono tutti come Shura Damigiana, la mia seconda mamma, è una talebana, mentre mia suocera l'altra lei diventa vegana, almeno è Wood, Elton John, le no che cantava le proprie che capies niom. Oh mamma sapo da mangia, domenica che tutta la famiglia slarga, finisce di cadere e comincia la festa, oh ma quanta bella gente pure sta, oh, 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 oh. Parla con tutti ed è sgavero al dizionari, parso da saltare che da mettere al discurare, sentiti vera, ad l'ordinari, la porta sempre aperta, in clacca chi, che mi durari. Oh mamma sapo da mangia, domenica che tutta la famiglia slarga, finisce di cadere e incomincia la festa, oh ma quanta bella gente pure sta, oh, 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 oh. Hai visto? Bello col video. Hai visto? Caro pubblico, dovete capire che questa canzone non esisteva prima. No, l'abbiamo fatta l'abbiamo fatta insieme adesso. Io e tra l'altro fino a una sera fa, cioè fino a ieri sera, doveva essere un'altra cosa. Un'altra cosa. Ed è venuta fuori sta roba qui con anche il video, ma pensa te. Guarda, la prossima volta facciamo la cosa dell'altra volta. Sì, ce la giochiamo così. Ce la giochiamo così. Grande tablet, grandissimo. Grazie, Tablet Maker, grazie. Chiamatemi Ciao contro 07, che è un cognome bellissimo. Grazie Giacomo. Io potrei stare tutto il tempo vive! Potrei stare tutto il tempo a leggere solo i commenti, perché è molto divertente. E leggere i nomi di quelli che si uniscono. Però capisco che, io so che tu hai un'altra canzone in corpo. Sì, una nuova che non abbiamo mai suonato. che nasce come questa, così Però non ho finito i disegni, non so più disegnare. Ho finito allora tutto il mio solo, basta, ciao. Ah, ok, allora esco dal gruppo. Questo era il mio ultimo outing con Ignorante. Ciao pubblico, è stato bello. La parte più bella è stata mettersi le tette finte. Grazie non lo dico. Ciao. Ciao. Ciao Paul. Ciao. Ciao. Oh, è vero. Allora, c'è ancora una canzoncina in canna. Io come sempre l'ultima canzone mi devo mettere su. Aspetta, Tac. Ok. Mi devo mettere sull'apparecchio perché è così, l'ultima canzone ci vuole l'apparecchio. E niente, allora, noi vi lasciamo così, speriamo di avervi fatto compagnia. Vi ricordiamo di sostenere gli Eagles,
che sono un gruppo anni 80, no, vi ricordiamo di sostenere Agal, vi ricordiamo di stare a casa, vi ricordiamo di seguire la lettera le disposizioni che ci vengono date, e vogliamo lasciarvi quest'oggi, dandovi appuntamento alla prossima diretta, perché ormai avete capito che ci abbiamo preso gusto. Niente, vi lasciamo con una canzone che parla di allegria, un'allegria che non vuole essere come dire, irrispettosa per tutte le persone che sono mancate, o per tutte le persone che stanno soffrendo in questo periodo per un motivo o per l'altro legato al coronavirus, ma siamo dell'idea che portare allegria, portare positività alle persone che stanno attorno a noi in questo periodo sia un modo unito al rispetto delle regole che ci potrà far uscire vincenti da questa situazione. Per cui, in una versione che non c'entra niente con quella del disco, Allegher! Ti metto a posto l'apparecchio. Scappa l'amministratore, se forte vede nei, se ne c'ha il cruciatore, al cane fa il suo bisogno, sta presa del comenda, e lui da quei gerani, chi guta sta veranda, e si lasciura già nella schiera, vorla intera, e il nigger del porpien, le punta fa la guerra, e la mundina la bala ti peta, e sta mundisa ma bala via ciao. Se sembran già quando mi da frigoriferi perché si raggiano te che vola coi satelliti, se sembran già quando mi da semafori perché tribù la madè che senti gli informatici alleghe allegher che più mi da ora e te tu capalma anche se si laurea tuo padre le d'esame che spetta la pensione e spende la riforma destra in casa integrazione e ciapa tu ne poldo già la vita da travia e dice che la colpa è la nuova economia, il sindacato al balti petà e pura risat mandala da vicia. Se sembran già quando mi da frigoriferi perché si rangiano te che volano qui satelliti, se sembran già quando mi da semafori perché tribù la madè che sempre tutti informatici Estignuran che banane di petà e pura risat mandai da via e ciao. Se sembran già quando da frigoriferi perché si rangiano te che volano qui satelliti, se sembran già quando mi da semafori perché tribù la madè che sempre tutti informatici Grazie a tutti, grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. State bene, tenete duro e state in casa. Ciao.